Chiedeva sesso in cambio di una promozione e la molestava fisicamente. L'incubo di una impiegata che ha denunciato il suo datore di lavoro agli arresti domiciliari e il titolare di un'azienda metalmeccanica di Treviso. L'estradizione in Italia di Filippo Turetta entro una decina di giorni secondo la Procura di Venezia, anche se il governo ipotizza una procedura accelerata per gli investigatori. La sua è stata una fuga senza complici. Non aveva il diritto di prendersi la vita di mia sorella all'indomani della fiaccolata per Giulia, le lacrime di Elena e il suo messaggio a uomini e ragazzi. Indignazione e rabbia sul web per una pagina Facebook creata in queste ore a sostegno di Filippo Turetta, scattata la segnalazione alla polizia postale. Al via il processo per l'omicidio Armelini, il figlio dell'anziano ucciso in casa a Pieve di Soligo rifiuta la richiesta di giustizia riparativa, no a un incontro con l'assassino. Cassaforte tagliata con il flessibile, stanze a soqquadro in due abitazioni di Pagnano d'Asolo. I ladri hanno anche bloccato la porta per non far entrare i padroni di casa. Il video dei banditi in azione. Ex assessore di paese denunciato dalla Guardia di Finanza per aver falsificato alcune pratiche catastali. La sindaca Uberti: sono basita. Domani la festa della Madonna della Salute dalle 9 alle 9:45, la diretta su Antenna 3 per la messa presieduta dalla Patriarca Moraglia, attesi migliaia di fedeli da tutto il Veneto. Già stasera il pellegrinaggio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque ancora donne e violenza in primo piano anche nella Marca trevigiana, con l'incubo di una impiegata che è arrivata a denunciare il suo datore di lavoro che chiedeva sesso in cambio di una promozione e la molestava più volte fisicamente. Agli arresti domiciliari è finito il titolare di un'azienda metalmeccanica di Treviso. Rannicchiata contro un muro nell'ufficio del titolare per cercare di non farsi toccare, un incubo che durava ormai da anni. Lei impiegata di 40 anni con un figlio da mantenere ed un lavoro che non poteva perdere in un'azienda metalmeccanica conosciuta a Treviso. Ad importunarla sessualmente un imprenditore di 68 anni, proprietario dell'azienda. All'inizio frasi molto poco velate e inopportune con doppi sensi. Saresti la candidata giusta per andare in fiera, ma devi meritarlo. E poi mi tocco e ti penso. La donna che freme mi piace. Fino a frasi ben più volgari, ma dalle parole poi è passato ben presto ai fatti. Le si strusciava addosso, tentava di abbracciarla e baciarla. Fino a gennaio di quest'anno, l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel suo ufficio si slaccia i pantaloni, le chiede di toccarlo e poi le mette le mani sulle gambe e inizia a palpeggiarla. Lei terrorizzata si rannicchia per difendersi. Il giorno dopo dice basta e si mette in malattia. Già a maggio la vittima era andata dal medico per un forte stress. Il referto rilasciato alla donna parla di una sindrome ansiosa depressiva causata da mobbing e molestie sessuali. Inevitabile l'attivazione immediata del codice rosso. Intanto la quarantenne si è recata in procura per presentare denuncia. Sono così partiti accertamenti ed indagini che hanno portato l'imprenditore agli arresti domiciliari, misura eseguita venerdì scorso. Sono stati anche sentiti i dipendenti. Altre 3 vittime hanno riferito di aver ricevuto le stesse attenzioni non richieste. L'ennesima violenza ai danni di donne che hanno atteso prima di denunciare per paura, vergogna e soggezione. Per l'imprenditore era diventato un comportamento abituale che tutti conoscevano, ma che è rimasto per anni nel silenzio, fino al coraggio di questa quarantenne. Donne e violenza, e c'è ovviamente il caso terribile di Giulia Cecchettin, l'omicidio di Giulia Cecchettin che abbiamo seguito anche ieri con una lunga edizione straordinaria. Il punto sulla indagine, sull'inchiesta, l'estradizione in Italia di Filippo Turetta entro una decina di giorni, anche se il governo ipotizza una procedura accelerata. L'ipotesi di reato a suo carico ora è di omicidio volontario aggravato. Era chiaro che, come dire, questa fuga non poteva durare più di tanto, proprio perché si tratta di un soggetto non inserito in ambiti di criminalità organizzata, per cui gli appoggi esterni, anche se ci fossero stati, sarebbero stati limitati. E infatti è andata esattamente così. Non si è costituito, ma è stato prontamente individuato.
Dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin tra Barcis e Piancavallo, la cattura di Filippo Turetta nelle vicinanze di Lipsia, in Germania, costituisce il secondo punto fermo nelle indagini condotte dalla Procura di Venezia. Il 22enne di Torreglia ha trascorso la sua prima notte in carcere ad Halle. Sappiamo che Filippo è stato trovato in grande sofferenza, scosso dalla vicenda, ha spiegato il suo legale italiano, l'avvocato Emanuele Compagno, che non lo ha raggiunto in Germania, e lo stesso faranno probabilmente anche i suoi genitori. Ma ad attendere il suo rimpatrio sono innanzitutto i magistrati. Abbiamo fatto una riunione ieri pomeriggio, siamo in contatto con l'autorità giudiziaria del Länder, che è competente per territorio, e con la polizia tedesca. Quindi i passi diplomatici sono stati fatti. È chiaro che il ritrovamento della ragazza mutta il titolo di reato da tentativo in omicidio consumato, e quindi questo sarà rinotificato. Sui tempi dell'estradizione l'ipotesi più prudente è quella di una decina di giorni, anche se il governo ha assicurato assoluta celerità. Qualcuno parla già di 48 ore, insomma, vediamo se riusciamo a fare diciamo così, tutto quello che è necessario fare per consentire che il corso sia quanto più veloce possibile. È effettivamente un termine breve se il soggetto è disponibile a essere consegnato. Se invece non è disponibile, i tempi sono più lunghi. Però, ripeto, questo è un problema che noi possiamo solamente chiedere e velocizzare nel limite del possibile, anche con contatti personali con l'autorità tedesca, che è già stato fatto. Però i tempi della procedura penale tedesca sono diversi dai nostri. Certo, se i tempi fossero molto lunghi, se i tempi della procedura tedesca fossero lunghi, potremmo pensare di andare a sentirlo in Germania, però questo lo vedremo nei prossimi giorni. A garanzia dell'indagato, tutti i prossimi accertamenti potranno essere svolti solamente coinvolgendo Turetta e il suo avvocato, a cominciare dall'autopsia sul corpo di Giulia. Dall'esame autoptico, dalle verifiche sull'auto, tuttora in Germania, verranno ricavati e valutati quei dati di fatto che serviranno a ricostruire quello che è accaduto nella settimana tra la scomparsa della vittima e l'arresto dell'ex fidanzato, e a contestare un'eventuale premeditazione su cui la procura non si sbilancia. L'invito di Cherchi è a lasciar lavorare serenamente gli inquirenti. Ma anche da parte dell'opinione pubblica, che deve frenare un momento questa partecipazione emotiva che può creare e che sta creando anche qualche difficoltà, non, ripeto, alle indagini, ma alle persone coinvolte, ai genitori dell'indagato, e questo non è un fatto positivo. Le indagini si devono svolgere in maniera corretta. Intanto oggi, dopo la commovente fiaccolata che abbiamo raccontato ieri sera a Vigonovo, è tornata a parlare Elena, la sorella di Giulia. Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo. Ma lui non solo la sua, lui ha spezzato anche la vita mia e della mia famiglia, perché io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. E questa mattina me la sono immaginata mentre mi diceva: forza Lele, vai e spacca tutto, perché lei mi supportava sempre. E lui non aveva il diritto, lui non è nessuno per avere questo potere. E non doveva prenderselo. Questa volta per Elena è difficile trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Lei che si è sempre dimostrata forte e risoluta, ma anche combattiva. Un'oplita, proprio come le diceva sempre Giulia. Questa mattina mi sono immaginata mia sorella che mi diceva: forza, vai. E lei mi diceva sempre che ero un'oplita, perché quando studiava al liceo classico appunto mi raccontava che gli oplita erano i guerrieri, e lei mi diceva sempre che bisogna avere la forza di un'oplita. Però lei era più buona, più dolce, più sensibile di quello che sicuramente tutti già immaginano, e lei era proprio un'anima pura, un'eterna bambina, ma non nel senso di stupida e ingenua, nel senso di persona che vive la vita con leggerezza e senza cattiveria. Un'altra perdita nell'arco di un anno che colpisce la famiglia Cecchettin e che svuota, come ha detto il papà di Giulia all'indomani della fiaccolata che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Non trovo nulla, io penso solo alla mia Giulia, che ormai non è andata, non c'è più. E mentre davanti alla casa continuano ad arrivare fiori e il fratello di Giulia raccoglie con dolore le lettere e i biglietti lasciati in questi giorni per lei, da Elena arriva un messaggio forte ai ragazzi.
Un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna, avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio, come la chiamano, non va bene. Fatevi un esame di coscienza e realizzate questa cosa e poi imparate da questo episodio e iniziate a controllare, a richiamare anche gli altri vostri amici, perché da voi deve partire questo, perché noi donne possiamo imparare a difenderci, ma finché gli uomini non fanno un esame di coscienza e non si rendono conto del privilegio che hanno in questa società, non andremo da nessuna parte. Che quando vedete un amico un po' ossessivo, forse è il caso di parlargli, forse è il caso di fargli notare che non bisogna esserlo e che non è giusto e che non ha il diritto di esserlo sopra la vita di qualcun altro. Ma ad attaccare sui social Elena Cecchettin e il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, alcune frasi di Valdegamberi che hanno suscitato una vera e propria bufera politica. Un lungo post contro Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, che fa finire sulla bufera il consigliere regionale Stefano Valdegamberi. Lo storico esponente della Lega, ora il gruppo misto, usa parole pesanti per commentare una trasmissione televisiva in cui la ragazza è intervenuta dopo l'omicidio della sorella. Dalla sorella di Giulia una recita ideologica, scrive Valdegamberi, altro che cultura patriarcale, e accusa la ragazza di divulgare simboli satanici. Tra i primi a dissociarsi dalle sue parole è subito il presidente Zaia. Questo è il momento del dolore, non certo quello di invocare l'intervento dei magistrati, dice, sulle dichiarazioni personali della sorella di una ragazza che ha perso la vita in questo modo tragico. Insinuazioni gravissime, accusa Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verde e Sinistra, che annuncia per Valdegamberi un'interrogazione parlamentare. A parlare di attacco oltraggioso e delirante invece il deputato Dem Alessandro Zan. È inconcepibile, scrive, che al dolore si aggiunga anche violenza istituzionale. Intanto l'opposizione ne chiede le dimissioni. Penso che questo consigliere regionale stia utilizzando in modo inopportuno la sua carica, la sua posizione di potere, e ritengo che non dovrebbe occuparla. Valdegamberi dovrebbe dimettersi e noi siamo tutti stanchi di commentare e di sentire queste cose. Un commento di non condivisione di dichiarazioni che minimizzano la responsabilità personale dell'omicida per cercare una responsabilità nel presunto modello patriarcale. Non pensavo suscitasse una tale violenza di reazioni. La risposta all'odio social scatenato dal post non tarda ad arrivare. È Valdegamberi a mandare agli organi di stampa un comunicato nel pomeriggio che non riesce però nell'intento di placare le polemiche. Anche perché a dissociarsi da queste frasi è il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. C'è anche una dichiarazione molto forte di Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che dice: in un momento così tragico le dichiarazioni del collega Valdegamberi risultano vergognose, mi sento distante anni luce da queste frasi, dalle quali mi dissocio come persona e come capogruppo della Lega, dice Villanova. Ma non è finita, c'è anche una pagina Facebook nata in queste ore, aperta in queste ore, a sostegno di Filippo Turetta e in difesa di Filippo Turetta, in alcuni passaggi definito anche come Enzo Tortora, e una pagina Facebook che mette anche in dubbio la ricostruzione del caso. C'è stata una segnalazione alla Polizia Postale. È già stata segnalata alla Polizia Postale. Sui contenuti si profila il reato di istigazione alla violenza. La pagina Facebook aperta all'indomani del ritrovamento del corpo della povera Giulia Cecchettin. Ad aprirla una non ben precisata organizzazione no profit. Pagina aperta, si legge in primo piano, per confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressapochismo dei media. I post pubblicati di fatto sostengono Filippo Turetta, indagato per omicidio, ora in carcere in Germania. La pagina mette in dubbio la ricostruzione dei fatti, arriva ad accusare i media di aver usato un giudizio affrettato nei suoi confronti. C'è ancora una piccola speranza, recita un post, che ci sia un giudice a Berlino che voglia vederci più chiaro in questa faccenda e non acconsenta l'estradizione. Un altro dedica a Turetta la canzone di Peter Gabriel, Biko, dedicata a Steve Biko, attivista sudafricano anti-apartheid, morto per le conseguenze delle torture subite in carcere. Post che associano Turetta a Tortora o che attaccano la sorella di Giulia, Elena.
A presto in circolazione una nuova Ilaria Cucchi, si legge. Tra i primi a segnalare la presenza di questi contenuti sul web alcuni avvocati, tra questi Francesca Ghislon, collaboratrice per anni del Centro Antiviolenza di Padova ed oggi nel consiglio direttivo del Cantiere delle Donne. La considero una cosa indecente e qui mi fermo, e credo che ci vorrebbe anche una certa velocità di intervento da parte di chi deve garantire che ci sia una correttezza, una sensibilità in questo tipo di strumenti, e quindi confido che venga chiusa immediatamente. Censurare velocemente questi contenuti è quello che chiedono le centinaia di commenti ai post in difesa dell'innocenza di Turetta. L'opinione pubblica ha anticipato le forze dell'ordine chiedendo la chiusura immediata della pagina. Costretti a giustificarsi anche quando denunciano, è questa la condizione cui talora sono sottoposte le donne vittime di violenza, conferma l'avvocato Ghislon. Questo è uno dei primi aspetti che dobbiamo combattere. Le donne vengono messe sempre in discussione quando accade un fatto del genere e le donne finiscono sotto accusa un'altra volta. È uno svilire la gravità di quello che ci succede. Combattere questo fenomeno significa anche dare alle donne la fiducia, perché bisogna denunciare, ma bisogna anche essere tutelate quando si fanno queste cose, difese. E adesso andiamo a Padova, un veloce flash perché c'è un'altra manifestazione, un'altra marcia per ricordare Giulia. Federico. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori. Siamo a Porta Portello, qui siamo a circa 200 metri dalla facoltà di ingegneria, dove questa mattina c'è stato tra l'altro il ricordo di Giulia, e questa manifestazione è organizzata dal collettivo Squirt, transfemministe si definiscono, ma in realtà ha richiamato migliaia di persone. Siamo qui con Federico Cibotto, cerchiamo di farvi capire davvero quanta gente, quanti ragazzi e quante ragazze ci siano, ma anche adulti, persone di una certa età, oltre che studenti. Davvero credo ben oltre ogni previsione. Per il momento possiamo parlare di migliaia di persone, poi vi saremo più precisi. Tra poco il corteo partirà, arriverà in Piazza delle Erbe, partirà da qui e attraverserà un po' il centro storico, la stazione. Ecco, sta partendo proprio in questo momento, davvero una partecipazione enorme. È annunciata anche la presenza di Elena, la sorella di Giulia, dobbiamo ancora verificarlo, ma è stato annunciato perché è in arrivo. Ecco, ora seguiremo il corteo, poi naturalmente aggiornamenti domani, ma probabilmente già anche questa sera. Davvero una grande partecipazione, Nicola. Tutte quelle donne! Ora poi il collegamento a Ring questa sera con Ferdinando Avarino. Adesso parliamo invece ancora di Giulia, ovviamente. Lo facciamo però dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso, ancora la vicenda di Giulia Cecchettin, nelle parole del ministro della giustizia Carlo Nordio, che oggi ha parlato agli studenti del liceo Canova proprio di femminicidio. È tornato tra i banchi di scuola del liceo Canova, dove si è diplomato questa volta da ministro. Era in programma una lezio magistralis sulla riforma della giustizia, ma il ministro Carlo Nordio ha cambiato prospettiva parlando agli studenti del caso di Giulia Cecchettin. I femminicidi sono in aumento, c'è una generalizzata incapacità di distinguere il bene dal male. Le leggi ci sono, ha ribadito Nordio agli studenti, ma servono fino ad un certo punto. Ho parlato ai ragazzi, è stato un incontro estremamente emozionante per ritornare al vecchio liceo dove io ho studiato, ma anche per la loro grande attenzione e la loro sensibilità. Ho ripetuto il concetto che sono utili le leggi, ma non sono risolutive. Quello che è risolutivo è l'educazione, l'informazione e la sensibilità del rispetto verso la persona altrui. Ci sono gli atteggiamenti spia prima che accada l'irreparabile, ha detto l'ex magistrato, sintomi di un possibile aggravamento di violenza. Abbiamo intenzione di preparare un opuscolo con una grafica molto comprensibile. Informare è importante. Da diffondere nelle scuole, ma anche nei luoghi di lavoro e ovunque possono esservi delle situazioni di rischio, perché è soprattutto dall'informazione che parte il primo passo verso una educazione al rispetto altrui.
Per quanto riguarda la proposta di legge bipartisan sull'educazione all'affettività nelle scuole, il ministro dimostra di avere seri dubbi sulla sua fattibilità. Occorre anche allora una formazione di docenti, perché insegnare l'affettività non è compito proprio così facile come insegnare la matematica. E aggiungo che comunque la consapevolezza dei doveri etici e sociali che derivano nei rapporti con il prossimo si acquisisce soprattutto in famiglia. A proposito di docenti, a proposito di social, anche dell'uso dei social, ha fatto pervenire oggi le proprie dimissioni accettate dalla struttura scolastica Hanane Hammoud. Lo ricorderete, la docente di matematica di nazionalità libanese di H Campus a Roncade, che poco più di 10 giorni fa aveva pubblicato su Instagram una storia in cui aveva scritto: andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei, ovviamente riferito alla guerra Israele e Hamas. L'insegnante, che aveva rimosso il suo messaggio poco dopo, ma con un ritardo sufficiente a consentire la cattura di alcuni screenshot, aveva ammesso le proprie responsabilità scusandosi per l'accaduto ed era stata sospesa per un periodo di 10 giorni. Alla scadenza del termine previsto dal Codice del Lavoro per consentire ai dipendenti accusati di motivi sufficienti a determinare il licenziamento di presentare una memoria difensiva, Hammoud ha ritenuto opportuno rassegnare direttamente le proprie dimissioni. Ancora la cronaca giudiziaria, il delitto Armelin, l'anziano che è stato massacrato, ucciso in casa, lo ricorderete, a Pieve di Soligo. Oggi al via il processo e c'è un giudizio da parte del figlio di Adriano Armelin. L'ipotesi di fronte era quella della giustizia riparativa. Se incontrarlo dovesse significare uno sconto di pena, allora la mia risposta è no. Marco Armelin, uno dei figli di Adriano, il pensionato ucciso barbaramente a Pieve di Soligo all'interno della sua abitazione il 25 marzo 2022, non ha nessun dubbio e risponde senza incertezze alla domanda del presidente della Corte d'Assise di Treviso, che gli aveva chiesto se fosse disponibile ad un incontro nel quadro del programma previsto dall'Istituto della Giustizia Riparativa introdotto dalla riforma Cartabia, a cui il 36enne Mohamed Boumaraoun aveva chiesto di accedere. Ma la risposta è stata chiara: le scuse non potranno mai cancellare quello che ha fatto. Non ci sono giustificazioni per la morte di mio padre. Ora spetterà alla Corte la decisione. In aula questa mattina il reo confesso, accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla volontà di compiere una rapina, non ha mai alzato lo sguardo. Accanto il suo legale, l'avvocato Filippo Viggiano. È stato ripercorso quel terribile giorno attraverso la testimonianza del figlio, di un operatore del suo M118 e del maresciallo dei carabinieri. Quella descritta è una scena agghiacciante: il pensionato a terra in un lago di sangue, le gambe e le mani legate da una corda. Il 36enne, che ha colpito più volte l'anziano, nel tentativo di fuggire si era fratturato il tallone e si era nascosto all'interno di un casolare vicino, dove poi è stato arrestato. Un tasso alcolemico di 1,05 e positivo alla cocaina. Mio padre, ha spiegato in aula Marco Armelin, non ha mai aperto a persone che non conosceva e quando il citofono non andava si affacciava alla finestra. Un pestaggio che ha portato l'anziano a morire il giorno dopo in ospedale. La prossima udienza è stata fissata per il 18 dicembre. E poi i furti, le razzie e ladri scatenati nell'Asolano, in particolare a Pagnano d'Asolo. I padroni di casa che al rientro hanno trovato anche la porta bloccata dai malviventi. La loro azione in un video, hanno usato anche un flessibile per aprire la cassaforte. Hanno tentato di entrare da questo balcone, spaccando il balcone e la finestra qui, ma non sono riusciti, e allora hanno preso la scala che sono andati da questi vicini a rubare, sono saliti dal terrazzo, sono entrati e hanno provato ad aprire le porte qua, ma non sono riusciti. Hanno trovato una porta che era appena socchiusa della camera e della cucina e sono entrati. Pagnano d'Asolo, via Parisotti, metà pomeriggio. Appoggiata a una scala contro la parete della palazzina, i ladri si intrufolano nell'appartamento della famiglia Gandin, uscita di casa per qualche ora. Al rientro, dopo cena, la brutta sorpresa. La porta nemmeno si apriva perché i malviventi ci avevano appoggiato contro un divano nell'intento evidentemente di non venire disturbati. Hanno tagliato la cassaforte con
col flessibile per trovare non si sa cosa, non c'era niente per rubare. Hanno aperto tutti i cassetti, hanno trovato un po' di gioielli, qualcosa, poco di roba, hanno buttato tutto, la biancheria, tutto per terra, tutto quanto. Alcuni gioielli, 50 euro nel portafoglio della figlia tredicenne. Questo il bottino, tanti i danni. Dai Gandin come dai vicini di casa, sempre lungo la stessa via, infissi forzati, stanze e armadi a soqquadro, con le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso i ladri in azione mentre si aggirano nel vialetto d'ingresso. Tra l'altro, i raid dei malviventi hanno oltrepassato i confini di Asolo. È successo appena dopo le 5:30 e sono professionisti, penso io. Siccome che mi sembra che sono stato dei carabinieri, mi hanno detto che sono stati tanti furti anche ieri sera, anche qua vicino a Castelcucco, e tutto qua. E poi il direttore del Pittarosso di Viale della Repubblica a Treviso, l'abbiamo raccontato ieri, che è stato picchiato selvaggiamente dai complici di alcune ladre, caccia ai 3 banditi e alle loro complici da parte dei carabinieri. Braccio fratturato, contusioni alla testa e al corpo, pugni e calci anche al volto. Continuano serrate le indagini dei carabinieri anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza per cercare di trovare i 3 uomini che hanno selvaggiamente picchiato il responsabile del negozio Pittarosso in strada Ovest. Tutto è accaduto in pochi secondi quando il 54enne ha cercato di fermare 2 donne che avevano rubato scarpe e capi di abbigliamento all'interno del negozio. Quando il commerciante ha cercato di fermarle nel parcheggio è stato raggiunto da 3 uomini che lo hanno aggredito con calci e pugni. Tanta violenza non si è fermata nemmeno quando l'uomo è caduto a terra. Assalito con ogni probabilità da dei complici che hanno in questo modo agevolato la fuga delle ladre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il SUAM 118 che ha trasportato il commerciante sotto shock all'ospedale Caffoncello, dove gli è stata diagnosticata una frattura scomposta al braccio destro. Gli uomini dell'Arma contano di trovare i malviventi grazie agli obiettivi delle telecamere di videosorveglianza del negozio e delle strade. Gli episodi, se separati, potrebbero configurarsi con il reato di furto e lesioni, ma se gli investigatori riusciranno a dimostrare che gli aggressori hanno agito in collaborazione con le donne, il reato potrebbe aggravarsi in rapina. Da Treviso a Paese, un ex assessore denunciato dalla Finanza per aver falsificato alcune pratiche catastali. Gli atti sono stati falsificati sia durante l'incarico di assessore all'urbanistica sia anche successivamente dopo le dimissioni nel 2019. Ex assessore all'urbanistica e all'edilizia privata del comune di Paese, denunciato dalla Guardia di Finanza di Treviso per aver falsificato alcune pratiche catastali ed edilizie durante l'incarico come amministratore pubblico e anche dopo le sue dimissioni. I fatti si riferiscono infatti al 2019 nel bersaglio delle Fiamme Gialle Nicola D'Alessi in giunta con Francesco Pietrobon e per pochi giorni anche con Katia Uberti. Le indagini partono da una denuncia di un agente immobiliare che viene a sapere dai suoi 2 inquilini che questi si erano recati presso un comune della provincia per cambiare la propria residenza anagrafica e qui scoprono che non si poteva procedere al cambio della residenza in quanto il civico della via era inesistente. D'Alessi rischia di dover rispondere anche di danno erariale di fronte alla Corte dei Conti. Nel maggio 2019, nominato assessore dall'attuale sindaco, si era improvvisamente dimesso, ma Uberti non crede che quella decisione sia stata legata a quegli atti. Più probabilmente dice all'incompatibilità tra la sua professione di tecnico nel territorio e l'incarico pubblico. E poi, a quale scopo falsificare quelle pratiche? Non vedo ragioni, infatti siamo in attesa, ci saranno delle indagini, comunque ci sarà poi un processo, staremo a vedere effettivamente quali sono le motivazioni, però sinceramente rimango stupita perché... Da Paese a Resana, l'incendio all'interno di una carrozzeria a fuoco, diverse macchine e pneumatici accantonati.
Auto d'epoca in riparazione, un camper, pneumatici, una saldatrice a gas e diverse attrezzature depositate hanno preso fuoco a causa di un incendio divampato all'interno della carrozzeria Corradin in via Santa Brigida a Castelmigno di Rasana. Solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche ad altre auto che si trovavano sia dentro che fuori la carrozzeria e all'abitazione al piano di sopra. I due titolari dell'azienda meccanica, zio e nipote, erano in quel momento in pausa pranzo. Sono stati alcuni residenti, vedendo il fumo, a dare l'allarme. Sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco da Treviso, Montebelluna e Cittadella con 19 operatori impiegati. Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco Veneto. Adesso lasciamo quest'ampia pagina di cronaca e torniamo a parlare del ritorno di Veneto Creators, i testimonial scelti dalla Regione per diventare moderni cantori digitali e raccontare il Veneto. A guidarli Sammy Basso. Io spero che questa comunità si dia da fare, e lo dico a una platea di ragazzi, che voi potete far tanto come creators rispetto a questo, avete gli strumenti per parlare ai giovani. La grande foto di Giulia ed il suo sorriso sul maxi schermo di H-Farm ed il messaggio che il presidente della regione lancia ai tanti giovani in platea per il progetto Veneto Creators, un appello a diventare ambasciatori anche di questo messaggio per fermare la violenza nei confronti delle donne. Si apre così la seconda edizione dell'iniziativa che vede 49 creators divisi in 7 squadre mettersi all'opera per diventare i nuovi divulgatori digitali del Veneto, dialogando con i follower nelle principali piattaforme, e rispetto alla prima edizione si allargano le vedute, non più solo turismo ma anche cultura, sostenibilità, sport, identità veneta, natura, spazio e salute. 76 milioni di visualizzazioni, 19 milioni di persone raggiunte nella prima edizione, si punta al raddoppio. Il messaggio è quello di seguirci, dunque guardate i nostri video, appunto ci sono tantissimi content creator bravissimi e in tutti quanti un entusiasmo veramente grande. Un progetto al quale partecipano 11 enti, associazioni ed istituzioni del territorio. Dimostriamo che il digitale non è solamente fatto di video leggeri, non è solamente fatto di messaggi o contenuti leggeri, ma è fatto anche di divulgazione di tematiche importanti. Parleremo di prevenzione, di salute, di sostenibilità, di sicurezza stradale, quindi davvero la nostra volontà è quella di far sì che il digitale diventi un mezzo per fare da amplificatore di tutto ciò che è importante per un territorio. E di questo amplificatore approfitta Sammy Basso per una riflessione sul dramma di Giulia. Già adesso purtroppo si sta creando quasi una narrazione attorno al caso che diventa un impoverimento di quello che la società può fare. Credo sia molto importante invece proprio ribadire il fatto che si possono fare tutte le riflessioni che si vogliono, ma la prima cosa è che certe cose non devono accadere. Anche una sola è una in più. Lo sport e il rugby, brutte notizie dall'infermeria per il Benetton. Simone Ferrari fuori a lungo dopo l'infortunio rimediato sabato nella sconfitta in trasferta contro Glasgow. La prima sconfitta è il serio infortunio di Simone Ferrari, un weekend da dimenticare per il Benetton Rugby con la trasferta di Glasgow che ha visto i leoni sconfitti dagli Warriors. Per il pilone bianco-verde i medici dello staff hanno riscontrato la frattura della clavicola destra. Dopo il necessario periodo di immobilizzazione, Ferrari inizierà il lungo percorso di recupero. Intanto la squadra riparte dal quel 26-12 contro gli scozzesi allenati dall'ex di turno Franco Smith. Nel primo tempo il Benetton sembrava aver retto l'urto andando sul 14-19 per i padroni di casa. Nella ripresa però gli scozzesi hanno alzato ulteriormente il ritmo, segnando altre 2 mete contro un solo calcio piazzato dei leoni. Qui poi è arrivata la terza meta di Glasgow che ha chiuso il discorso per il 26-12 finale. Dopo la sbornia di un inizio di campionato fantastico, i ragazzi di coach Bortolami sono tornati sulla terra, ma con l'8° posto a 14 punti resta un trampolino importante. Fondamentale ora ritrovare compattezza anche in terra avversaria e non soltanto a Monigo. Il test è già pronto, venerdì prossimo ancora in Scozia per il match contro Edimburgo. Prima di passare a Belluno, gli auguri per i 101 anni di Angela De Marchi, detta Gina, nata il 19 novembre 1922 a Visinadello di Spresiano, dove ha sempre vissuto, ieri nella sua casa in via Ferraressa 3. Con figli e nipoti hanno voluto festeggiare questo importante traguardo, non poteva mancare
il sindaco della Pietra, che ha ascoltato le parole di nonna Gina, quelle che lei ama ripetere: si vive bene se c'è la speranza. Il marito era morto per una malattia quando era giovane e Angela, che faceva la sarta, ha tirato su da sola i suoi 3 figli, Giovanni, Donatella e Chiara. La sua ricetta per vivere a lungo, un classico: essere forti e mangiare sano. Auguri dunque ad Angela De Marchi, detta Gina, per i suoi 101 anni a Spresiano. Adesso andiamo nel bellunese. E anche la piazza di Belluno si è mobilitata per dire no alla violenza di genere, un flash mob spontaneo, quello per dare voce a un fenomeno intollerabile, pensando ovviamente a Giulia Cecchettin. Brunetta Ridolfi, 13 aprile 2023. Concetta Maruocco, 14 ottobre 2023. Maria Causo. 1-1 scanditi dal silenzio di una piazza attonita i nomi delle ultime vittime dei massacri compiuti in Italia contro le donne, 105 da inizio anno, l'ultima Giulia Cecchettin di soli 22 anni. Belluno ha risposto così al tam-tam diffuso sul web da Non Una di Meno, Casa dei Beni Comuni, Belluno Donna e Daphne per Giulia. Non siamo più riuscite a stare ferme e zitte e abbiamo voluto dare anche lo spazio a tutte e a tutti di condividere il dolore, perché è importante anche condividere il dolore per poi riuscire a tirarne fuori qualcosa di buono e cambiare l'esistente. Dobbiamo dire basta al femminicidio, basta alle violenze, basta anche ai soprusi psicologici. Non possiamo sentirci dire costantemente di non ubriacarci, di non uscire da sole perché potremmo incontrare il lupo. Basta, dobbiamo essere liberi di vivere la nostra vita e fare le nostre scelte senza essere limitate in ciò. Ognuno ha portato qualcosa di rosso e in Piazza dei Martiri dalle 10:30 in poi è stato un susseguirsi di interventi spontanei, di commozione e di rabbia. Questa è una tragedia che ha colpito tutti. In Giulia abbiamo visto le nostre figlie, le nostre amiche, le nipoti, le ragazze che guardiamo tutti i giorni felici di prendere in mano il proprio futuro, libere di farlo. Abbiamo capito una volta per tutte che bisogna partire dall'educazione sentimentale dei nostri figli anche nelle scuole, perché non bastano più i centri antiviolenza per i quali bisogna battersi, non bastano più le questioni post-emergenza. Il dopo è ora, ha gridato la piazza. Non ci riconosciamo in questi esseri che compiono queste azioni. Oggi noi siamo qui, è un segnale, solidarietà, però ovviamente nei nostri cuori speriamo che ci sia più che solidarietà, che il governo prenda veramente in mano la situazione. Inaugureremo questa settimana una mostra che ha anche il patrocinio della nostra commissione. È stato rivolto l'invito agli studenti a partecipare per vedere come la violenza contro le donne viene a volte anche misconosciuta, no? Il titolo della mostra è Non chiamatelo raptus, per dire, no? Come si usano parole per nascondere quelli che sono atti non tollerabili. E intanto ci sono i dati dell'osservatorio della Procura di Belluno davvero inquietanti. Nelle ultime 5 settimane sono stati aperti 40 fascicoli per reati che vanno dallo stalking ai maltrattamenti, alle lesioni, alla violenza privata e violenze sessuali. 40 fascicoli in 5 settimane. Il dato che è emerso nel pomeriggio a Belluno, dove si sono aperti gli eventi organizzati da Confindustria Belluno Dolomiti per la settimana dedicata alla violenza di genere. Il mio monitoraggio prima di arrivare qui delle ultime 5 settimane di segnalazioni di codici rossi in procura vede un numero di iscrizioni per questi reati pari a 40 fascicoli aperti nelle ultime 5 settimane. Dati di fatto, dati oggettivi, segnalazioni che rispetto ai reati contestati vedono una netta distinzione di genere come in nessun'altra tipologia criminale. Stalking, maltrattamenti, lesioni, violenza privata e violenza sessuale. Dei 40 fascicoli, 37 vedono come parti offese donne, mentre 3 individui sono di sesso maschile, 2 disabili e un bambino di 8 anni maltrattato dal padre. La sostituto procuratore di Belluno, Roberta Gallego, è intervenuta in Sala Bianchi al primo di una serie di eventi organizzati da Confindustria Belluno Dolomiti in occasione della settimana dedicata alla giornata internazionale contro la violenza alle donne. Gallego spiega che l'osservatorio della Procura dà una risposta trasversale come età, estrazione sociale, risorse economiche e culturali. Ho fascicoli, gestisco fascicoli, così come lo fanno i miei colleghi, di ragazze molto giovani, anche di signore molto anziane. Non è
non c'è una polarizzazione in questo senso, quantomeno in questo momento. La cronaca irrompe, la morte di Giulia Cecchettin, un'attualità che schiaffeggia tutti. Sono particolarmente addolorata e soprattutto sto cercando di riflettere a 360 gradi proprio per poter aiutare le persone che vorranno essere accolte da queste nostre iniziative nel modo più concreto e serio possibile. Per questo un giorno non basta, come titola l'evento. La mobilitazione deve essere permanente a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di progetti che non siano sulle parole, ma che siano fatti, che diano la possibilità alle associazioni che fanno rete di avere fondi per lavorare, di avere strutture per operare, perché altrimenti c'è quella parte in cui io faccio prevenzione e poi faccio la repressione, in mezzo c'è il fatto, e di fronte al fatto abbiamo bisogno di una rete sociale che ci aiuta a sostenere una donna, per sostenere quella donna, per sostenere quei figli. Basta metterli 3 giorni in un albergo e poi cosa succede? Come li sosteniamo? Ecco, forse è questo che dobbiamo dire. Lutto per la morte di Angelo Tanzarella, ex dirigente dell'ULSS di Belluno e politico di lungo corso. Fu consigliere regionale e anche assessore regionale al bilancio tra il 93 e il 94, segretario della Federazione Bellunese del PCI alla fine degli anni 80. La sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio in tutto il bellunese. Vi ricordo un appuntamento domani alle 9:45, quindi segnatevi l'orario. Alle 9:45 vi accompagneremo in diretta con Marta Marangon alla messa solenne delle 10 dalla Basilica della Salute, officiata dal Patriarca Monsignor Moraglia per la festa della Madonna della Salute. Quindi in diretta dalle 9:45, poi alle 10 la messa e poi alla fine della messa continueremo a parlare con i fedeli, tantissimi fedeli previsti, e poi la nostra prima edizione. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Una perturbazione porterà maltempo al centro-sud. Il nostro territorio resterà invece ai margini di tale vortice di bassa pressione. Il tempo sarà sostanzialmente buono. Vediamo il dettaglio di martedì 21 novembre. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio qualche addensamento in più. Precipitazioni generalmente assenti, tuttavia non si esclude qualche debole piovasco su costa e pianura meridionale. I venti saranno moderati da nord-est. Le temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 12 e 14 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque. Possibili annuvolamenti e locali rovesci sul Triestino. Soffierà bora moderata sulla costa e sul Carso. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un tempo soleggiato con qualche nuvola in aumento sui confini più settentrionali. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime infine sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.